sana sanità. In questa puntata, come vedete, parleremo di clown terapia, la terapia del sorriso. Abbiamo ospiti due maghi, due clown. Clown o Pagliacci, c'è differenza tra clown e poi ne parliamo magari dopo, però clown è un nome, è una parola inglese, Pagliacci è italiano. Clown terapia, far ridere chi non sta bene, grandi e piccini. Il buon umore migliora la vita del malato e della famiglia, proprietà terapeutiche della risata. Se voi mi potete aiutare a spiegare che cosa significa proprietà terapeutica della risata. Allora io. Ridere fa bene, ha sempre fatto bene. Nel momento stesso in cui una persona ride, libera energia positiva e di conseguenza tutta la stanza in cui si trova ne viene contagiata. Noi diciamo clowntagiata, essendo clown. Fa bene, è inutile. Nel momento stesso in cui una persona è triste, giù di morale, ha qualcosa che non va, ha dei brutti pensieri, incontra un amico che gli fa piacere incontrare, una persona allegra, una persona positiva, è una trasmissione di energia positiva. Senta, questi benefici sono dimostrati scientificamente? Sono dimostrati scientificamente. Quindi ci sono studi e studi e ci sono persone che presentano, fanno lauree, si laureano parlando di quello che i benefici che vengono portati. La risata dicono che sia un analgesico, che sia un antidolorifico, dicono che abbassi la pressione, dicono. Io ho la pressione bassa, infatti. E anche fa bene al cuore e fa bene alla respirazione anche. Voi questi benefici li sentite? Rilassa i muscoli. Voi siete rilassati, ora mi faccia un po' sentire il muscolo, il suo muscolo. Vabbè, no, non è rilassò questo. Magari adesso siamo un po' meno rilassati perché siamo in una situazione che non è nostra. Stimola la produzione di sostanze benefiche. È vero o no? Sì. Come nasce? Clown si nasce o si diventa? Beh, il clown nel nostro caso si diventa, soprattutto volontari clown si diventa. Volontari Prima clown. Parlavamo di clown, termine inglese, e certo il clown professionista, quello dei circhi, è un'altra cosa. La nostra è un volontariato clown che quindi abbina due parti, quello dell'effetto benefico della risata sicuramente a quello della gratuità, della volontarietà, dell'apertura d'animo alla persona che incontriamo. Non è facile far ridere, è più facile far piangere. Questa vostra terapia è una terapia attiva, una terapia passiva, interagite col vostro pubblico, con i vostri pazienti. Sì, la nostra non è uno spettacolo, diciamo, a cui il malato assiste, ma è proprio un andare in equipe, almeno sempre in due, letto per letto, e quindi si instaura immediatamente proprio un rapporto con la complicità del paziente, certo. Sì. E quindi si fa vivere in positivo questi pazienti, questi malati. Fate dimenticare l'ansia e la sofferenza. È un momento di sollievo, è un portare i pensieri, spostandoli dall'attenzione che può essere devo prendere la medicina all'ora tale, devo fare questa terapia, a magari ricordare una canzone della propria gioventù se sono anziani, oppure a un gioco se sono dei bambini. Quindi donare gioia, allegria e tante volte anche un pizzico di felicità. Sì. Anche a queste persone che non stanno bene. Non è raro che quando usciamo da una stanza veniamo accompagnati da dei grazie. Il naso rosso basta a suscitare sorrisi?
suscita lo stupore, che è una porta d'ingresso per comunicare con l'altra persona. A quel punto tutto si crea da solo. Va da solo. Tutti i giorni è un giorno diverso. La preparazione, la vostra preparazione come avviene? Durissima. Vi avete un bagaglio tecnico alle spalle, vi allenate, vi studiate, raccontate un po' le vostre esperienze. Allora, il volontario clown di corsia inizia il percorso con 3 giorni di corso base, che di solito sono Lei un weekend. deve parlare un po' più forte perché il clown qui ha una certa allora, età, bisogna che lei... Io ho la voce molto non forte. ho sentito bene, Allora, me lo dica bene. Il clown, il clown di corsia, il volontario clown di corsia inizia il Di proprio... corsa, ma fa le corse podistiche? Aspetti. O fa le... Che le do un'occhiata nell'orecchio perché questo, provi un po' così. Però parlargli col telefono, che magari... Allora mi dica. Allora, il clown di corsia, il volontario clown di corsia, inizia il suo percorso con un corso base che dura 3 giorni, un intero weekend. Ma 3 giorni date anche lo straordinario? Sì, è uno straordinario particolare. Però, Ma si mangia al sacco? Si mangia al sacco. Al sacco. Si mangia al sacco. Allora Di solito si mangia al sacco e si condivide. S'accompagniamo davvero. Ma come? Vabbè. Se mangia, se ne mangia e se beve, va bene. Lei è un po' meno perché solo egua. Va bene, e parliamo, Coca-Cola. perché sa parla inglese? Parliamo italiano, perché parlare inglese non si Govi può. diceva che questa è la lingua senese e l'italiano è in dialetto. Quello lì è inglese, ma parliamo italiano, dai, su. Allora, naso rosso suscita sorrisi e simpatia. Bagaglio tecnico. Sì, non si finisce mai di imparare. Noi come volontari abbiamo 2 sere alla settimana in cui ci riuniamo e ci sono dei clown più anziani, più esperti, che passano le nuove tecniche ai clown neonati, diciamo. E poi ci sono 100 ore di tirocinio da fare sia affiancati nelle strutture ospedaliere o nelle piazze. Perché nelle piazze? Mi dice, se parliamo di clown in ospedale, perché le piazze? Perché nelle piazze non sa mica quello lì, o se lo deve studiare, studiare, caro, studiare, lei deve leggere. Vorresti diventare, no aspetta, volontario, dov'è quello delle piazze, dove l'hai messo? Quella delle piazze, perché tutti hanno bisogno di un sorriso. Allora hai mai visto quando si passeggia per la strada? Tutti con la testa per terra, in ascensore? Sì, ma vanno per cicche quelli lì, vanno a raccogliere le cicche. Nello smartphone, una volta era per terra, oggi è nello smartphone. E invece c'è bisogno di guardarsi negli occhi. Improvvisazione, costumi sgargianti, guardate un po', ma vi siete fatevi vedere un po', alzatevi un po' perché siete una meraviglia. Sto che io là un po' a panza, che bisogna che lei dovrebbe usare dei cucchiai invece che forchette a casa sua. Bucati. Ma il bucato. Cucchiai bucati, esatto, brava. Ma è finta, Va bene, costumi, benissimo. Normi d'arte. Tattaia, ma dove l'ha trovato sto nome? Pappaia. No. Tattaia. E cosa vuol dire tattaia? Non lo so, me lo chiedo anch'io. Va bene, allora ce lo chiederemo in 2. Megaive. Sì. Bugaige, Megaive. Ma è una storia lunga. Sì, è meglio lasciarla stare, perché se no lui è americano, ma meno che qua de metti che lo uguale, allora cercare stimoli, toccare le corde giuste. È il vostro lavoro questo. Quando si tocca la corda giusta viene tutto più facile, spiegatelo un po'. Sì, è così. Il naso serve proprio per superare quell'imbarazzo iniziale. Quando ci si vede col naso, l'altra persona ha già abbassato qualunque difesa. Ma se fosse vero questo, io me lo tengo tutte le sere. Ma se lo tenga, vedrà cosa succede. Cosa succede. Vedrà quando arriva a casa il battuccio che prendo. Ma non è detto. Lei lo sa cos'è il battuccio, no? Vabbè, conquistare la fiducia del pubblico, dei bambini, degli anziani, del malato. Non parliamo mai di pubblico noi.
perché non abbiamo mai È un vero. pubblico davanti, abbiamo Sì. sempre una Delle singola persone. persona, al più i parenti di quella persona. E quindi in realtà è proprio un rapporto che si crea nel giro di pochi istanti. Proprio a volte bastano 2 parole, una canzone, Ma una anche frase, un un sorriso. gesto. A volte, Sì. esatto, a volte Ed è difficile, è che quelli che non si sciorda entrare e fanno tribolare, che non si riesce a far scoccare la scintilla. ci vuole pazienza, tanta pazienza. Bisogna provare, proviamo da questa parte, proviamo da e quell'altra. dove magari non riesce la parola di uno, riesce la parola dell'altro, dove non riesce un gesto, riesce un altro gesto, dove non riesce magari una battuta e riesce una canzoncina. E poi c'è sempre Leo. E poi ci sono questi, i nostri questi pupazzi facilitatori. qui che perbacco. Leo riesce dove noi non riusciamo, perché chi non riesce più a vedere o a sentire, però percepisce magari il contatto con il peluche e quindi ancora riusciamo a entrare in comunicazione. La camera del malato diventa un palcoscenico, diventa una platea. Palcoscenico e platea, perché specialmente chi risponde di più? I bambini rispondono di più? No, beh, tutti in realtà. Ma quelli che vi vengono dietro, che vi sostengono così moralmente, anche i pazienti, partecipano volentieri. Molto volentieri. Sì, ne vengo da un servizio qui alla RSA di Chiavari, è stato mago, bellissimo. prestigiatore, musicista, cantate anche, lei canta? Canto, Che certo. cosa canta? Agli anziani della RSA di Chiavari canto le canzoni degli anni 30, degli anni 40. Oh, parlami d'amore. Mariù, certo, è Sì, arrivato tutta la mia vita l'ambasciatore. Sì. Sì, e sono i momenti più belli perché magari non si ricordano cosa hanno mangiato la sera prima, ma le parole delle canzoni del trio Lescano le sanno tutte. Inventare parole e gesti. Bisogna farsi venire delle idee. Improvvisazione. Improvvisiamo tantissimo, perché esistono delle basi scritte, le gag, le scenette in italiano. Che poi ci si dimenticano quando bisogna metterle. No, non è che ci si dimentica, è che nel momento stesso in cui entriamo in una stanza, con un'idea che ci siamo fatti fuori, nel momento in cui entriamo in una stanza questa idea cambia improvvisamente, perché la reazione del paziente, della persona che è in quella stanza, non la sappiamo, non la conosciamo. Di per sé è una persona che è in uno stato di disagio, quindi non possiamo sapere qual è la sua reazione. Io mi sono fatto inseguire da una signora con una stampella. Sì. Accade anche questo, succede, fa parte dei rischi del mestiere, quindi spesso e volentieri bisogna improvvisare, si entra con un'idea, se si riesce si fa, se non si riesce si inventa. La canzone che va bene dappertutto è Azzurro, perché piace a tutte le età. La conoscono tutti. Io a volte entro nelle stanze con Azzurro, poi trovo il cantante lirico, allora passo alla lirica e cantiamo altre cose, certo, basta capire di che cosa c'è bisogno. A volte qualcuno dice non riesco più a fare il cruciverba, mi manca una parola, allora lì si inizia a improvvisare e non le dico cosa esce fuori. Andate dalla lirica alla canzonetta. Andiamo dalla lirica a Rovazzi. Ma guardate, io ho anch'io ho un passato di mago e di prestigiatore, perché quando avevo la bambina, io avevo una figlia e quando era piccina cadeva, si faceva male, ma molto male, da piangere, eccetera, eccetera. Io adoperavo delle tecniche che usate voi. Per esempio, quando si faceva male a questa mano qui, io dicevo Hade che lette celeste, voi dite inventare le parole, Hade che lette celeste, arbate camuste fidiste, samba tachinorum veritas, antifurat, antiserat, cufugiamba, romanorum tachinorum. E passava tutto. Ho appatato, mi diceva, ma glielo faccio ancora oggi, qualche volta, quando prende qualche botta, glielo faccio così.
Se me la segna me la uso anch'io, perché è un po' lunga, È un po' però lunga, secondo ma me è molto valida. quella lì ha È delle- da scriverci una tesi di laurea. Perché io al sugli limite effetti. mi limito oggi Gioela, te passa tutto. Cioè, Ma guardate, è veramente un analgesico, non c'è, tanti magari non lo possono anche non crederlo, ma io non so che cosa sviluppa. Le posso raccontare un episodio? Sì. Allora, oltre a fare servizio... Parli più forte? Ah, sì, eh? Ah. Oltre a far servizio nelle nostre strutture del Levante, spesso facciamo anche servizio fuori sede, negli ospedali di Genova, al Gaslini e insomma in altri reparti. Ci è capitato di fare servizio con dei bambini che dovevano poi ricevere l'anestesia per fare la radioterapia. Lei sa che i bambini molto piccoli, per tenerli fermi, Certo. fanno l'anestesia e loro sanno che quando fanno l'anestesia poi hanno nausea, stanno Sì, male, quindi è una procedura che li irrita. Certo. Stare con i clown, giocare con i clown, guardare le bolle di sapone, ridere fino all'ultimo momento della preanestesia sì, fa sì che tutti quelli che sono poi i sintomi dopo al risveglio passano, non ci sono. Quindi quello proprio funziona. Testato, visto e sperimentato. Testato, visto e sperimentato con i nostri occhi proprio. Tra di noi c'è sempre un clown o un pagliaccio. Per esempio, voi siete andati a scuola, no? Certo. Se lo ricorda, che scuola Sì, ha fatto? mi Superiori, sono sotto, fermato alle Cogorno, superiori. Cogorno è alto, ha fatto le scuole alte o basse? Mi sono fermato alle superiori, Alle superiori. all'università ho avuto dei problemi con i Ho professori, ho cominciato a capito, ma lavorare. lì con queste scuole ho perso il filo, cioè, le scuole, perché parla di scuole lei? Perché ha parlato Parliamo di scuole perché andiamo anche nelle scuole noi. Ma Andiamo scuola- negli asili. Lei se lo ricorda quando andava a scuola? Che a scuola c'era sempre uno ridicolo, uno pagliaccetto io. che faceva il pagliaccio. Io me lo ricordo, ne ho fatto tante scuole, abbiamo ripetuto. Quante volte ha ripetuto lei? No, mai. Mai ripetuto. Con quella faccia lì. Ma non è possibile. ma perché facevo il Ma pagliaccio no. così bene che per Ma prendermi non è di mezzo mi possibile. faceva Ma lei andare pensa avanti. che non abbia mai Ma ripetuto? io non lo so perché sa, non conosciamo il retroscena. Lui è clown MacGyver e il clown non so cosa abbia fatto. È che me l'aggiustavo sempre fino Ho all'ultimo. capito. Ero uno di quelli dei rush finali, facevo le volate stile Max. Però a scuola ci andiamo davvero. Sì. Ci andiamo davvero perché pensiamo che il messaggio del viviamo in positivo e quindi del capire come fare per creare una situazione serena e una prospettiva di speranza anche in situazioni di disagio sia un messaggio che ai giovani vada dato, là dove passano anche gli altri messaggi, a scuola. Raccontatemi un po' seriamente e anche non seriamente. Seriamente ci riesce difficile. Aspetta. Mettiti gli occhiali, ecco, bravo. No, aspetta, il cappello me lo C'avevo- tolgo perché per serietà, che poi aspetta, Vedo questo, semmai. mi pulisco un attimo gli occhiali. Però anche Luce che sa fa. Sta morta Luce che Aspetta, tu chi? anche E esci poi che perché- lui- si levi, si tolga il coso, chiudere le luci perché fa luce lui, guarda, ma guarda un po' questo. Ma è una meraviglia. La physique du rôle. Sa cosa è Tu chi- successo? Gli hanno sbagliato la tinta. E allora Ah, Io ho stasera capito. volevo venire biondo, ma Ho capito, Vedi ho che- capito. Aspetti, E che crema si dà in testa lei? ma che se la ricordo? Guardi, Da fare già. io ho una crema per i piedi che è una meraviglia. Ma è una meraviglia. Anche le croste le tolgo. Lei ha mica delle croste? Quando mi fa siccome mi rado, Uno che ha le croste non ne ha croste. c'ho la talonite. Oh, porco cane. Ancora no, però Va bene. mi sto organizzando, Va bene, va bene. Comunque, lo sa cosa deve fare? Te seccare. E mi si scada un cervello. Te seccare, no, perché scioglia una materia che si rimpicciolì a salarghe e allora si torna quello, regolare. E che c'è caso che nascano i capelli di nuovo. pensa un po'.
Bagnate però, tiepida, tiepida. Acqua tiepida. Ma nell'acqua ci devo mettere del sale, camomilla. Ma guardi, ci può mettere un po' di priaprugima. Sì, va bene. Che no accada da qualche parte, non sono da qualche parte che no. Dunque, il vostro gruppo, la sede, le prove, raccontatemi un po' come funziona il vostro gruppo. Beh, diciamo che, l'ho detto, ci vediamo 2 volte alla settimana, 2 volte al mese alla sera. E la sede varia di volta in volta a seconda di chi ci dà ospitalità e ci fa pagare di meno per la sala. Perché, ma bisognerebbe che non vi facessero pagare. Bisognerebbe, ma... Vabbè, cercheremo di darvi una mano quando è l'ora. Ma siete una forza importante, siete un gruppo che bisogna sostenerlo, perché date una mano grossa ai malati quando in certe situazioni. E prove, quante ne fate prove? Ogni quanto vi riunite? Ci vediamo 2 volte al mese, a volte 3, dipende da come le calendarizziamo. E come diceva Tataia, il programma, chi fa il programma? Andate sempre così alla... No. O che improvvisate anche? C'è preparazione, cioè, per quello che riguarda la parte di preparazione del clown ad andare in ospedale, c'è preparazione, nel senso che c'è uno staff di persone che si occupa in ogni associazione. E quelli non scherzano mai. Scherzano anche più degli altri. Anche perché per insegnare a scherzare devi essere il primo a farlo. Certo. I programmi come sono? C'è una parte di igiene, perché per poter rimanere negli ospedali e veder rinnovata la convenzione ogni anno bisogna che tutti i nostri volontari sappiano bene come comportarsi all'interno delle stanze. Poi c'è una parte che è la psicologia del malato, quindi anche capire, mettersi dalla parte del malato, e questo lo facciamo in tanti modi, sia per quanto riguarda i pazienti bambini, quindi imparare proprio a ritornare bambini e giocare con loro, e invece mettersi dalla parte dell'anziano, quindi imparare le canzoni, i profumi, le ricette, le filastrocche, le cose che possono far ritornare nell'anziano l'idea di qualche cosa che ancora può darci e può comunicarci. Date mezz'ora di felicità, mezz'ora di buon umore, di risata, siete impagabili per questo, in questa vostra attività, perché capisco quanto sia importante la vostra opera, i vostri sorrisi, e soprattutto i bambini. Bisogna averci un certo garbo, e lavorate molto con le pupazzi. Marionette, i pupazzi, le storie. Ai bambini piace raccontare storie. E quindi facciamo che oggi siamo in un bosco, facciamo che io sono una fata, facciamo che tu sei... E facciamo che c'è questo problema da risolvere, e lì parte la storia, quindi poi ci si aiuta con l'infermiera che passa: scusi amico, una pozione magica perché dobbiamo andare a cercare Leo che si è perso dentro la borsa del primario. Sapete cosa facevo io con la mia figlia? Raccontavo delle storie, no? E poi mi diceva: Antola, me la racconti. Ancora me la racconti, ma lì ci sarei dovuto stare delle ore. E allora, per far finire, sapete, facevo entrare qualche drago, qualcheduno che mangiasse qualche... Allora basta, e finiva la storia, poi e si ricominciava. Vabbè. Sentite, Margutte è morto per il troppo ridere. Morgante Margutte è un poema del 1500 di Luigi Pulci, e ce la studiò a scrivere, no? Luigi Pulci ce la sa. È morto da ridere questo qui, quindi si può vivere, si può guarire di certe malattie, si può passare, però quello è morto, è troppo ridere. Cosa ne dite? C'è un limite, non bisogna esagerare. Quando è che voi dite
ora è il punto di finirla, come ora io ho già annoiato forse troppo a fare dello spirito magari di patata che non è apprezzato. Ci hanno insegnato che il momento migliore per uscire da una stanza è il momento in cui le cose funzionano al meglio, cioè quando si è raggiunto l'apice del momento. Sicuramente. E è proprio vero, perché uscendo dalla stanza in quel momento si lascia intanto la voglia di continuarlo, e quindi si lasciano le persone nei pensieri belli, e poi tra di loro iniziano a dirsi ma che bravi, o ma guarda un po', ma te la ricordi? Se poi iniziamo a cantare o a dire cose che tra loro si ricordano, iniziano a parlare, cosa che magari fino a quel punto il letto 1 non sapeva chi era il letto 2. Quando usciamo, signora Maria, sì, signora Antonia, allora ecco, sanno i nomi, sanno l'età, si parlano e interagiscono. Senta Tataia, lei ha conosciuto ai suoi tempi, perché lei ha qualche anno, ce l'ha, Greta Garbo. Greta Garbo era quell'attrice che lei ammirava. Ho avuto una storia. Ha avuto una storia. Non è finita. Si è ritirata, come diceva la signora, al termine, all'apice, e quindi è diventato un mito, cosa. Come andava con quella Greta Garbo lì? Era piuttosto... È che quando è arrivata lassù in cima mi ha lasciato. Allora sì, è un guaio. Sono stato male un po', ma poi mi sono ripreso. Rompere il ghiaccio con il pubblico, con i pazienti, come si fa? Di solito inciampiamo entrando nella porta, oppure perdiamo l'autobus e quindi corriamo alla ricerca disperata dell'autobus, o altrimenti entriamo con una chiave da 13, un metro per spostare la finestra, o controllare se l'asse del water è oppure entriamo facendo finta che la stanza sia vuota anche. Ecco, sì, a volte così. Ci sono tantissimi modi. Cadute, nefate cadute, sì. Diciamo, più che la caduta, l'inciampo senza cadere, perché per norma igienica non dobbiamo buttarci per terra. Assicurazione ce l'avete contro le cadute? Ce l'abbiamo, perché possono succedere cose tipo il vecchietto che ti tira la stampella, o cadere magari per le scale perché ci si slaccia una scarpa. I migliori risultati, mi avete detto che sia bambini che anziani va bene a tutti i modi, purché... Scatti l'empatia. Quando scatta il momento magico. Vi dico una cosa, ma non siete obbligati a rispondere, a commentare, responsabile sono io. Politici come clown e clown come politici. Non possiamo rispondere. Va bene, allora me lo dice dopo. Glielo dico fuori onda. Fuori onda. In onda, 2 onde, ma lo sa, le racconto che ho fatto un'onda, a proposito di onda. A Cavi Borgo, a Cavi, siete pratici di Cavi di Lavagna? È la prima salita di Cavi, sulla sinistra, tempi andati c'era un'osteria, e quando c'era l'invasione dei turisti tedeschi c'era la padrona che vendeva vino a bizzeffe a questi villeggianti, a questi... Però... 100 vuol dire 100, lei conosce il tedesco, 100 è in greco. Io conosco anche l'armeno, quindi... Allora il greco almeno. Armeno era più... E lei segnava in onda, 2 onde, 3 onde. In genovese lei marcava il vino che costava 100 lire, lo chiamava in onda, quindi segnava Tizio in onda o Megave o deve pagare 2 onde quando la nave via. Hai capito? Però. Comunque sono reminiscenze di un tempo. Clown, terapia e difese immunitarie aumentano. Io da quando faccio il clown mi ammalo di meno. Io quando prendo il raffreddore verrò a trovarla, così vediamo se le mie difese immunitarie me lo combattono un po'. Clown terapia e servizio sanitario nazionale. Ecco, sul nazionale abbiamo dei problemi, perché è un periodo in cui c'è diciamo un po' una differenziazione tra i volontari, clown ospedalieri, e i medici, infermieri, psicologi che hanno fatto anche comicoterapia o teatroterapia e che agiscono anche come clown all'interno delle equip mediche. Ovviamente si tratta di una professione
e di un volontariato. Ecco, quindi a livello nazionale c'è proprio questa volontà di differenziare bene i due ruoli, perché ovviamente la preparazione che è richiesta ad un'equipe medica è diversa, ma è ovvio. Quella che invece è richiesta ai Sì, però volontari. mi sembra... Anche la sensibilità che si può avere è diversa. Sì. Abilitazione, dovete avere un'abilitazione voi oppure cosa avete? Una specie di patentino? Cosa c'è? Beh, all'inizio per entrare come soci no, ma per fare attività di volontariato naturalmente si supera un colloquio attitudinale. Dopodiché, dopo il corso base, si viene investiti di questo patentino qua che ci portiamo sempre sul naso o al collo. Clown terapia a domicilio. Andate qualche volta anche a domicilio? Qui non è ancora successo, nel Levante non è ancora successo, però se qualcuno ha bisogno potreste andare. Sì, in Italia lo abbiamo L'ultima fatto. domanda, perché abbiamo già sforato. Il clown è stato definito un giocoliere di emozioni. Assolutamente sì. Concordate in pieno? Sì, Concordiamo. Io vi devo augurare buon lavoro, buon divertimento, fate divertire, siete fantastici, svolgete un ruolo importantissimo e ve ne saranno grati i pazienti. E cerchiamo volontari. È giusto, lanciamo un appello, chi volesse partecipare. Cerchiamo volontari, chi Basta volesse... avere 18 anni, Sì. non c'è limite d'età, Bene. chi si sente è ben accolto. Noi salutiamo, ringraziamo la maga Tataia e il mago MacGyver. Ringrazio il nostro cameraman e regista Giovanni Castello, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille.